Buonasera a tutti ragazzi, ennesima ondata di maltempo sull'Italia. Oltre giustamente ragazzi alle forti precipitazioni a carattere temporalesco, ci sono anche abbondanti nevicate, quindi è atteso più di 1 metro di accumulo, pensate un po'. Quindi secondo gli ultimi aggiornamenti che sono a nostra disposizione sui vari siti di meteo, sul mio e su tanti altri che ho visitato giustamente per vedere la situazione meteo un po' come sta. E ancora secondo me un po' troppo. Ciao Jasmine, Bologna non credo, qua si parla di città, diciamo del Piemonte. Ciao Alessandro, quindi possiamo dire che i primi fiocchi di neve si avranno sulle pianure del Piemonte. Sì, sì, ciao Massimo, ciao Daniela, sì. Comunque ragazzi, ci sono molte probabilità che, diciamo, nevichi anche a basse quote, quello stavo dicendo, anche su città come Torino, come alcune città del Friuli Venezia Giulia, alcune città, diciamo, di Milano, Lombardia, quindi sì, sicuramente Alessandro, sì, è questione di giorni, ti faccio vedere che nevicherà pure a Punzone, diciamo, e si tratta di ore, ragazzi, perché questa perturbazione è arrivata, a parte quella che già abbiamo passata, sì, anche in Emilia-Romagna verrà, quindi qua si parla del nord, ragazzi, ciao Nadia, e del centro, in effetti, del sud, ragazzi, non se ne parla proprio da noi, quindi diciamo che già il centro, come devo dire, da Roma in giù è molto difficile. Grazie Andrea, dopo controllo un attimo, stavo facendo l'aggiornamento per la neve, che avevo fatto quello per il medio, poi mi avevano detto nel video, Giuseppe, ma la neve, e quindi ho fatto una ricerca sulla neve, quindi diciamo che i primi fiocchi sicuramente stasera già diciamo, Piemonte, eh, diciamo anche Bardonecchia, sa, queste località che noi conosciamo, anche io conosco, si potranno avere le prime nevicate. Sulle Alpi, ragazzi, anche più di 1 metro di neve, quindi sulle Alpi, Prealpi e sulle dorsali, diciamo, tosco-emiliane, ragazzi, ci sta proprio oltre 1 metro di neve previsto, quindi qua è sicuro. Nelle città, ragazzi, è molto difficile, quindi le città saranno sicuramente quelle del Piemonte, quelle del Trentino, Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, cioè dove la neve, ragazzi, è sempre. Sì, Alessà, ma vedi che lo farà comunque, non può darsi pure che da domani cambia tutto, non. Qua sta dicendo già da stasera cambierà questo scenario, quindi più neve in arrivo, quindi può darsi che domani ti svegli e dopodomani ti svegli con la neve, quindi ciao Nunzio, quindi non. Sì, qua si parla di neve fresca, ragazzi, quindi sta dicendo, ecco qui, adesso Cuneo e provincia, Torino e Savona, al centro-nord con nevicate diffuse e copiose su tutto l'arco alpino. Quindi il weekend, diciamo anche per l'intero weekend, ragazzi, i fiocchi continueranno a cadere a partire dai 1200 metri diciamo, di quota, ragazzi, quindi anche sulle Dolomiti, dove, ripeto, potrebbe cadere fino a oltre 1 metro di neve fresca, Trentino Alto Adige, Veneto, quindi sono queste qua, in effetti, a Sestriere, Torino, oltre 70 centimetri di neve fresca, qua si parla di neve fresca. Poi Madesimo e Livigno in Valtellina oltre i 60, Madonna di Campiglio oltre 1 metro, Canazei che è sempre Trentino ragazzi 70 centimetri, Solda che è Bolzano 60 centimetri, Cortina d'Ampezzo circa 15 più o meno, quindi sugli Appennini e infine diciamo la neve cadrà di solito. Sì, per adesso si parla degli più o meno della montagna, però non è detto, perché comunque hanno detto anche a basse quote, quindi poi dipenderà da questa perturbazione come prenderà piega, ragazzi. Quindi diciamo che
Sì, grazie. Da noi si abbasseranno solo le temperature, quindi no, no, si abbasseranno solo le temperature di poco, non di più. Ci saranno le piogge da noi, anche se in questo weekend da noi non ci sarà neanche questo. Quindi io ho visto già la previsione per domani e a sud non ci sta nulla. Quindi domani in effetti ci sarà maltempo su tutto il nord Italia, come già ho detto stamattina. Quindi domani toccherà a tutto il nord, a partire dalla Toscana in poi, diciamo la Sardegna, specialmente la Sardegna, e poi la neve un po', diciamo, sulle Alpi, prealpi, e poi scendere anche a bassa quota. Poi dipenderà comunque perché ci sono le piogge pure in corso, quindi se piove non fa la neve, pure questo è. Quindi domani, diciamo che domani sera in Piemonte pioverà, quindi domani mattina in Piemonte no, come ho fatto vedere stamattina, mi ricordo ancora. Però domani mattina pioverà in Friuli Venezia Giulia, sulla Sardegna, sulla Toscana, quindi pure a Genova, quindi diciamo un po' dappertutto fino alla Toscana. Poi da Roma a scendere in giù, ragazzi, possiamo andare pure a mare. Non dico che, però sì, sì, ma io già l'ho detto stamattina, lei sa, già da stasera incominciava questo maltempo verso il nord Italia, diciamo, non a sud Italia. Stasera, ad esempio, da me è una giornata normale, mo non piove, fa freschino un po', questo sì, però ha smesso di piovere, cioè tutta la notte da ieri ha fatto un casino d'acqua, non si è fermato un po', poi adesso stiamo tranquilli. Quindi Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, domani è bel tempo dappertutto. Le temperature giustamente saranno un po' più basse, ma è pure normale, ragazzi. Qua stiamo a metà novembre, non è che stiamo, diciamo, a settembre, ottobre. Come si dice da noi, una girata e una votata è Natale, cioè un altro po' Natale diventa Natale, diciamo. No, Alessandro, diciamo che è così così, non è freddo e non è caldo, stiamo a metà. Sì, l'ho visto Johnny, ho visto già che è ricoperto di neve. Sì, ma guarda Roberto che a Bergamo ha dato neve, quindi va a finire che in serata vedi come incomincerà, non dico stasera, forse domani, incomincerà a fare i primi fiocchi di neve, perché io l'ho letto poco fa qui su Bolzano, quindi arriverà la prima neve. Quindi da Vocatella pure è arrivata la neve, però ragazzi, parliamoci chiaro, da Roma a scendere giù, ragazzi, per noi è quasi un miracolo questa foto che ho messo di questa neve. Quindi questo qua è uno scenario che dobbiamo, per vedere questo scenario devo andare in Finlandia, in Norvegia. Allora se io vado lì, questo scenario qua lo vedo tutti i giorni. Vabbè, è meglio così, la neve è bella però, meglio stare così, non andiamo a letto. La neve è bella solo a guardarla, 1 o 2 giorni. Sì, sì, fai un'ascesa, Alessà, arrivi direttamente a Salerno con gli sci, fai un'ascesa. Porta a Francesco, lo prendi a Napoli direttamente. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo dopo. E devo dire la verità ragazzi, stasera pure io sento un po' freschino, forse le temperature si saranno abbassate. Di solito non sono uno freddiglioso, diciamo, ma secondo me sono abbassate un po' le... Sto ancora a mezze maniche in casa, ma secondo me è ora di mettersi le maniche lunghe, ragazzi. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona serata e pensiamo a che cosa ci dobbiamo mangiare stasera. Sì, Marina ha ragione, la neve è bella, però qua, quando la fa qua a Sud Italia la neve fa sempre un casino perché le macchine non sono abituate, anzi le ruote non sono per la neve, quindi mi ricordo una sola volta ha fatto la neve qua e ha incominciato a girare l'auto in giro tondo abbiamo fatto proprio. No, Alessandro, stavo pensando di che cosa mangiare stasera, no? Ah, pollo e perfone, polpettone volevo scrivere sicuramente.
Quindi ho detto, pensiamo, ho detto che cosa mangiare, non lo so, la verità, ci vuole qualcosa di caldo, quindi non qualcosa di freddo. L'insalata non va bene, quindi ci vuole qualcosa di più sostanzioso, quindi qualcosa per riscaldarsi. Scarola. Scarole con olive, capperi, diciamo stufate pure andrebbero bene, sì. Però poi ci vuole un po' di carne vicino, giustamente, perché che fai? Mangi solo la verdura. Vedi, Maria ha detto una cosa bene, un minestrone, quindi pure una cosa così, diciamo. Sempre cose patatine con frittati e prosciutto. Certo, ragazzi, tutte leggere, voi, eh. Qua dietro non prima fa mai, no? Pasta e fagioli, avvocate, tutte superate però. No, secondo me un bel brodo, ragazzi, è vegetale oppure un bel brodo di carne. Sì, ma il bicchiere di vino dopo. No, secondo me un bel brodo vegetale o un brodo di pollo o brodo di carne. Tre cose. Zuppa di cipolle. No, la zuppa di cipolle, dai, no. No, secondo me bistecca e fagioli. Alessà, fai sempre un materiale, poi come avvocatello, perciò andate d'accordo, due cose. Ah, scusate ragazzi, è dolce? Prima che non scrivo avvocatello lo dico io, capì? È dolce, cosa vogliamo mangiare? Abbiamo detto il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il dolce. E che fa? Il dolce non ce lo mangiamo, come fa avvocatello? Il dolce? Tiramisù, tiramisù, quindi vanno tutti quanti a tiramisù qua. Maria, una zuppa di cacio, Igor, c'è una traduzione. Sfogliate, papà te ne in capo, ormai l'avvocato te ne è sfogliato in capo, uno, due, tre, torta di mele e zibibbo, torta di mele, guarda, ci sto pure, e zibibbo pure, però zibibbo è pesante, quindi troppo la capa, tirami giù, adesso ti decide, o non tirami su o non tirami giù, certo, ma io quando si va lì a mangiare è sempre un casino, eh. Si dorme meglio, sì, sì, ma guarda, io quando sto a dieta non riesco a dormire, vado a dormire alle 3 alle 4, invece se mangio, ui, è un sonnifero. Non lo so, ma è così, ragazzi. Statisticamente, quando sto a dieta, io non dormo. Non è che non dormo, vado a dormire un po' tardi. Già vado a dormire la mattina, si può dire. Se poi non mangio, faccio la dieta, vado a dormire direttamente la mattina proprio. Invece facci caso, dopo che hai fatto una bella mangiata la domenica pomeriggio, verso le 2, proprio sale il diabete a 2000 e vai a dormire. È statisticamente provato. Sì, adesso la domenica qua tutti quanti diabete a volontà, secondo me, tutti quanti alle 2 non senti una mosca di volare, secondo me sale il diabete a 2000 e tutti quanti si mettono a dormire, poi si azzera, poi, capì? Specialmente se fai antipasto, fai un primo, un secondo, due dolci. Non è cominciare, avvocate, tu un po' mandare al massimo che di film con 700. Ragazzi, per chi non lo sa, Avvocatella ha una collezione di film più o meno datata 700, più o meno 700 d.C., più o meno. Quindi ogni volta che mi manda un link di qualche video che fa paura, minimo c'ha 100 anni, sei giovane. Quindi devi parlare 1910, 1900. L'ultima volta era 55, si è migliorata. Avvocate, c'ho i film più buoni. Vabbè, c'è una collezione, la tarantola, poi mi ha detto il film La tarantola. Sì, sì, Maria, ti giuro. Proprio antichissime, no antica, antichissime proprio. Da collezione, sai, quelle cassette che non si trovano più in giro. Uguale, la rana assassino, ah. Non ha detto un film che è recente, non dico recente proprio, recente 2019, ma perlomeno dal 2010 in poi. No, no, Avvocatello è rimasto un 40. Mamma mia, beh. Vabbè ragazzi, dai, abbiamo spezzato un pochino, ci sentiamo dopo.
No, no, non è che è così, l'avvocato è, tieni questa collezione datata 700. King, fa freddo, sì, sì. Però va bene, tu conservala sta serie del 700 perché quella poi va in collezione, quindi verrà pagata bene, non ti preoccupare. Quindi colleziona ancora ste VHS, esiste ancora il videoregistratore? Non lo so, non mi ricordo, oramai stanno tutti i CD, anzi mo stanno tutti quanti i Blu-ray addirittura, mo, anche più i CD ci stanno i Blu-ray. Quindi figurati le VHS che fine hanno fatto. Vabbè ragazzi, dai, ci sentiamo dopo. Ma non lo so, io non l'ho visto più. Te lo dico Zin, sì, sì, VHS. No, guarda, io secondo me sono 7-8 anni che non vedo più un videoregistratore da nessuna parte. Boh. Vabbè ragazzi, dai, andiamo a fare cena. Pure da me stanno 16 gradi. Poi voglio vedere chi dice la sua. Vediamo stasera chi più tardi che cosa avete mangiato. Dai, vediamo un po'. C'ero io. Vedi, ci sta sempre chi ce l'ha il videoregistratore. No, no, io lo avevo, l'ho buttato. Peccato perché funzionava, quindi lo dovevo conservare. Ma verso le 8:30, 9 sicuramente, King. Così posso sapere cosa hanno mangiato. Capisci? Se va alle 8, 9 è troppo presto, quindi verso le 9. Allora di cosa hai mangiato? Perché poi il mio argomento da una cosa va a finire un'altra, già lo so. Faccio una cosa e poi punto a me, io ho mangiato questo, io ho mangiato... e poi si finisce così al finale. Ogni video è sempre, diciamo così. Allora quando sono le 9, adesso ti faccio venire fame poi. Ravioli di brodo in carne, quindi è milanese. Tortelloni, tipo queste cose qua quando le vendevo. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, dai, voglio sapere dopo cosa vi siete mangiati per sfizio poi. Avvocatella sicuramente comincia dal dolce, quindi già lo so, sfogliata, polpettone, ripieno con mozzarella, prosciutto, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao ragazzi, buona serata e buon pranzo.